Una buona giornata, ben trovati dalla redazione di 7 in punto. Questa mattina ci occupiamo di lavoro, ma lo facciamo con una realtà importante che esiste da 65 anni. 65 sono gli anni che ha compiuto l'ENAIP, che molti di voi sicuramente conosceranno. Questo è un libro, diciamo, celebrativo, e noi parleremo non di tutti i 65 anni perché abbiamo solo una mezz'ora, con Sandro Dalpiano, che è il direttore della comunicazione di ENAIP Veneto. Allora, 65 anni, voi avete scelto questo titolo, Essere nel lavoro. Perché? Perché è la dimensione che forse ci connota meglio. Noi è vero che siamo una, tra virgolette, scuola, ma prima di tutto formiamo i giovani che hanno, noi la chiamiamo l'intelligenza delle mani. Sapete meglio di me, i telespettatori sanno che le mani da sole non vanno da nessuna parte, se c'è anche una buona preparazione intellettuale e viceversa. I nostri giovani imparano un mestiere e vengono inseriti nel mondo del lavoro attraverso le imprese con cui collaboriamo con molto successo. Che cosa, se lei dovesse raccontare ENAIP, non so, facciamo a un genitore, a un ragazzo, le fate spesso, no, questi incontri, certo, eccetera, a chi però non sapesse di che cosa si tratta, che cosa direte? Sicuramente direi che non siamo la classica scuola, siamo una opportunità. Siamo un luogo dove fare un'esperienza che può servire al proprio figlio non solo per coronare magari il sogno del proprio lavoro, ma anche costruire il proprio progetto di vita. Siamo una parte di questo percorso che ci auguriamo sia di soddisfazione per tutti. I numeri di ENAIP però sono veramente, insomma, diamone qualcuno giusto per far capire. Sì, noi siamo inseriti all'interno dell'istruzione e formazione professionale, quindi siamo una scuola professionale a tutti gli effetti, lavoriamo all'interno di questo canale e formiamo 4.000 giovani all'anno tra i 14 e i 18 anni. Se sommiamo anche gli adulti che frequentano i nostri centri, ne abbiamo 20 sul territorio, 21 con Chioggia che stiamo gestendo temporaneamente per quest'anno, poi vedremo successivamente, sono quasi 10.000 le persone all'anno che frequentano i nostri centri, i nostri laboratori, le nostre aule. Ma che cosa è cambiato negli ultimi anni? No? Perché il lavoro poi è diventato la questione fondamentale diciamo, dall'inizio della grande crisi in poi, nel senso che una volta tu studiavi, ti formavi e sapevi con una discreta certezza che avresti fatto quel lavoro. È cambiato adesso molto. Cambia tutto anche e continua a cambiare, è in continua evoluzione. Assolutamente sì, è una rivoluzione importante quella del mondo del lavoro che molte volte disorienta perché richiede competenze aggiornate. Queste competenze non possono più essere lasciate esclusivamente allo studio sui libri, ma bensì devono essere corroborate da un'esperienza da un lato pratica, quindi laboratoriale, dall'altro esperienze di alternanza scuola-lavoro, e poi con lo sviluppo tecnologico è sempre più importante la formazione legata anche alla conoscenza di questi processi, quindi delle tecnologie a supporto, non so, delle produzioni piuttosto che dei servizi. Non dimentichiamoci, per esempio, tanto per rimanere qui nel Veneto, che l'area dei servizi alla persona che vanno dalla ristorazione, non so, al benessere, è importante tanto quanto il settore metalmeccanico e viceversa. Certo. Con la rivoluzione, diciamo, dell'alternanza scuola-lavoro, no? Che in realtà ha sempre riguardato voi, quindi siete un po', insomma, i pionieri da questo punto di vista, ma che invece ha trovato un po' in difficoltà, diciamo, le altre scuole, no? Penso ai licei piuttosto che ad altri istituti. Che cosa è cambiato? E che cosa magari si sente lei di dire a chi magari ha iniziato adesso a lavorare con questo sistema? Ma qui nel libro lo spieghiamo bene, nel senso che noi siamo partiti negli anni 70 a fare stage e tirocini per i giovani, quindi siamo stati proprio i pionieri in assoluto. Non a caso la legge sul sistema duale, famosa alternanza di cui si parla, anche se un po' fuorviante il termine, non duale ma alternanza scuola-lavoro, parte proprio dalle esperienze dei centri di formazione professionale che poi le scuole nel corso degli anni hanno anche acquisito come esperienza. Il sistema duale lo stiamo sperimentando, siamo partiti l'anno scorso in alcuni dei nostri centri dove un giovane, oltre al percorso tradizionale, 3 anni, e ricordo che è possibile anche diplomarsi con il 4º anno di diploma professionale, quindi altra novità all'interno dell'offerta formativa di ENAIP. Rispetto a prima ci si fermava ai 3 anni, c'erano i 2 anni di qualifica e poi la specializzazione, poi si è passati a 3 anni con la qualifica professionale. Ora in uscita un ragazzo può decidere se entrare
entrare nel mondo del lavoro oppure diplomarsi. Quindi il quarto anno e poi accedere al canale, non so, dell'istruzione superiore con istituti tecnici superiori di cui noi siamo anche soci fondatori, oppure andare all'università con la preparazione adeguata. Invece il sistema duale è un'offerta rivolta soprattutto a quei giovani e a quelle persone che vogliono fare un'esperienza lavorativa prima degli altri ragazzi. Però il concetto è che si parte dall'azienda con un contratto di apprendistato acceso fin da subito, quindi un ragazzo alterna giorni di lavoro con giorni di formazione presso i nostri centri, in laboratorio, con esperienze pratiche e arriva alla qualifica dopo i 3 anni. È la stessa identica qualifica rispetto a un'esperienza di tipo, chiamiamolo tra virgolette, tradizionale. Qual è il punto di forza? Maggiore interazione con l'azienda, con le esigenze dell'azienda stessa, quindi il ragazzo alla fine viene formato sul processo produttivo piuttosto che sulle esigenze di inserimento e sicuramente un'esperienza che parte già dal lavoro, il ragazzo già guadagna imparando. Quindi da una parte il ragazzo già guadagna e quindi insomma è un po' motivato anche a continuare a formarsi, dall'altra parte c'è un'azienda che vede anche delle prospettive magari in quel ragazzo, no? Mentre noi abbiamo avuto ospite anche i rappresentanti degli studenti che ci spiegavano che, non so per come possono affrontare i licei piuttosto che altri istituti, questa questione dell'alternanza scuola-lavoro, che comunque è un obbligo, no? Cioè è diventato un obbligo. Avendo trovato magari impreparati molti istituti, diventa una specie di lo faccio perché devo farlo e alla fine si smonta un po' la motivazione. Questo può essere vero perché ENAIP non lavora sul periodo di alternanza come fanno le altre scuole, ma lavora presentando un'opportunità alle famiglie che scelgono il sistema duale di inserimento professionale. Ecco qua la vera differenza tra un periodo di alternanza di 2 o 3 mesi, come può succedere all'interno di un liceo. Noi invece con le relazioni di partenariato molto forti delle aziende ci dicono abbiamo da inserire dei giovani in un settore X piuttosto che nella produzione Y o negli uffici eccetera, e con loro iniziamo questo percorso che viene coprogettato anche, quindi c'è una parte generale e una parte specifica. Cioè comunicano, cioè la scuola comunica con l'azienda. È una forte integrazione, è più forte rispetto all'alternanza. Se diventa conveniente per tutti e due è chiaro che cresce, no, il progetto. Sì, l'unico gap su quale siamo impegnati tutti, sia l'istituzione, a partire dal Ministero, la Regione stessa e noi, gli enti di formazione, è quella di informare di questa opportunità, perché è ancora poco conosciuta, cose nuove, però il sistema in realtà in Germania, perché nasce lì il sistema duale, quella dell'alternanza forte scuola-lavoro, è da decenni, il grosso degli inserimenti professionali viene fatto attraverso questo sistema, un giovane può entrare in azienda e poi continuare fino a laurearsi, per dirci, fare il master eccetera, quindi non gli viene precluso nessun percorso, quando ai nostri tempi magari una scelta una volta fatta, quella era il liceo, piuttosto precludeva alcune possibilità. Adesso l'offerta formativa è più ampia, possibilità di alternanza ci sono, addirittura con un contratto che ti dà possibilità anche di sostenere i costi di queste esperienze, e è chiaro che è stato portato in Italia adattando alle esigenze dell'economia italiana. Qui nel nord-est sta andando bene, perché c'è anche probabilmente un humus come dire, fatto di centri di formazione, scuole ed aziende che su questo insomma si stanno impegnando. Ma i vostri ragazzi quando cominciano ad entrare in azienda? Cominciano già dal secondo anno, sul percorso curricolare tradizionale, già dal secondo anno, con lo stage, e poi al terzo con l'ampliamento del periodo, quindi vanno da 1 mese fino a un massimo di 2 mesi. E quindi è curricolare, quindi l'esperienza viene fatta già uscendo dai banchi di scuola, dall'aula, per andare in azienda, con molta soddisfazione perché abbiamo fatto un rilevamento giusto la settimana scorsa, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista della soddisfazione, diciamo, dell'esperienza di stage. Allora vi do 2 date che sono un po' in anteprima. Grande soddisfazione per questa esperienza da parte non solo dei ragazzi ma anche delle aziende. Noi chiaramente abbiamo sempre sott'occhio anche il gradimento da parte dei ragazzi, e poi dai primi rilevamenti rispetto ai ragazzi che sono usciti l'anno scorso, in alcuni settori sfioriamo il 95% di inserimento occupazionale. Quindi insomma una bella garanzia, immagino che sia anche
anche per un genitore, no? Che Sì, certo. a volte è in difficoltà su cosa consigliare a un figlio. Ma c'è sempre stato però fino a un certo punto un po' il tabù, no? Ecco, bravissima. Tipo, tu non hai voglia di studiare tanto, vai a fare le scuole professionali. Stavo proprio dicendo questo, guarda, mi anticipi, mi fa piacere, perché la nostra non è una scuola di serie B. Questo io dove vado lo dico, ma non perché devo fare proselitismo o altro, ci mancherebbe, ma perché è un'esperienza, è un modo di apprendere e quindi poi di inserirsi nel percorso professionale o il percorso di vita, chiaramente come progetto di vita che auguriamo ai nostri studenti vada sempre bene, noi ci mettiamo il massimo, è diverso, la didattica stessa è diversa, perché alterna momenti di studio con momenti di pratica. Un ragazzo che viene da noi, che magari ha fatto un'esperienza non proprio lineare, proviene da un'altra scuola, ma qui c'è ancora la matematica, ma devo studiare le scienze, ma devo imparare le lingue, sì certo, non una, anche due. Ma perché questo? Sono però applicate alla figura professionale. Per cui cambia il modo di insegnare, di applicare poi i concetti delle materie anche cosiddette tradizionali per la formazione di un meccanico piuttosto che di un cuoco, piuttosto che di un estetista, per dire. Ma dopodiché entrano nei laboratori e rimangono a bocca aperta perché vedono tecnologie che di solito non si trovano dappertutto, docenti preparati che tra l'altro vengono costantemente aggiornati con percorsi che vengono pianificati anche all'interno dell'ente stesso, quindi c'è un impegno complessivo di tutta l'organizzazione di ENEIP per far sì che poi si trasformi anche magari un piccolo insuccesso del primo anno in un'altra scuola che magari qualche deficit orientativo magari da parte delle scuole medie, così come anche da dei consigli magari non proprio fatti bene, si trasformi invece in un successo scolastico a tutto tondo, insomma. Certo, allora, tanto per tornare sui numeri, no, dicevamo 4.000 studenti che frequentano, io leggo 180 corsi di formazione, sì. 20 sedi dicevamo barra 21, 138 aule didattiche, 152 laboratori che sono meccanici, informatici, elettrici, ma anche di cucina e di restauro. La tecnologia è entrata ormai da un sacco di tempo nelle nostre vite. Voi in questo senso invece tra l'altro andate in controtendenza, perché spesso nelle scuole la tecnologia sembra essere rimasta fuori e tra l'altro siete impegnati nell'aumentare insomma questo... Sì, proprio guardi, abbiamo lanciato settimana scorsa, perché è un periodo molto importante per noi, un progetto interno sul quale stiamo investendo molto, l'abbiamo chiamato di Digital Transformation, cioè complice l'industria 4.0, adesso se ne fa un gran parlare, certo. Però dopo concretamente in cosa consiste? Per noi, nel migliorare e aggiornare le competenze dei nostri ragazzi in uscita che sappiano cos'è, cioè come sta cambiando il mondo del lavoro e non solo, cambierà anche la nostra vita, questa trasformazione digitale dove banalmente un chip piuttosto che il collegamento con la cosiddetta IoT, Internet delle cose, cambierà il nostro modo di fare esperienze con gli oggetti quotidiani che comunque devono venire prodotti, che comunque devono essere manutentati, che comunque vanno pensati, progettati, fatto il design e poi ingegnerizzati. Anche perché no, ormai, leggevo proprio l'altro giorno, tipo l'iPod è andato già in pensione, sì, non parliamo insomma di cose non così vecchie, ma ormai così, per esempio anche alcuni supporti digitali sono ormai già vecchi, per cui c'è questa necessità, a volte sembra quasi di correre dietro, no, alle novità, sì. Bisognerebbe invece arrivare prima Ecco, noi abbiamo questo vantaggio da un lato, ma per contro anche quello che dobbiamo fare è essere un po' più avanti o almeno allineati alle industrie, alle aziende che sono non le ultime ma le prime della classe. Infatti dialoghiamo in maniera importante con queste aziende proprio per trasferire tecnologia all'interno dei nostri laboratori ed è anche l'impegno importante di investimento che stiamo facendo e che abbiamo in programma nel medio periodo, dove andremo a rivoluzionare i nostri centri di formazione potenziandole le tecnologie, potenziandole le strutture, le infrastrutture, tra l'altro riprogettando i luoghi anche didattici secondo nuovi modelli, perché sempre più l'integrazione
esempio dell'elemento digitale, cambierà anche il modo di fare docenza, certo. sempre di più. Pensate, non so, so che lei è venuta anche nei nostri laboratori, sì. Un'officina meccanica per la lavorazione di macchine utensili, adesso se va al nostro laboratorio mediamente ha una serie di macchine utensili che sono in schiera. Lì cambierà tutto perché applicheremo il concetto della Lean Organization che si trova nelle linee di produzione. Ho visitato una bellissima azienda settimana scorsa e devo dire che ci ha dato alcune idee proprio su come trasformare l'esperienza nei laboratori in un insegnamento concreto. È chiaro che a fianco dobbiamo aggiornare i docenti e gli insegnanti e su questo però siamo un po' più avvantaggiati perché molti dei docenti provengono dall'esterno, sono tecnici ed esperti che prendiamo dal mondo del lavoro reale e chiediamo loro di trasferire l'insegnamento ai nostri giovani. Allora, tra l'altro, no, dicevamo 65 anni, lei raccontava qualche chicca prima che iniziassimo la trasmissione, per esempio c'è una sede a Longarone che è stata costruita, raccontiamo come. Sì, è stata costruita, io lo vedo un po' come il simbolo della rinascita anche dopo magari una tragedia, è stata ricostruita dopo, ahimè, la tragedia del Vajont che ha distrutto Longarone e le frazioni lì attorno, grazie a una colletta promossa dall'allora direttore del Corriere della Sera fra tutti i lettori. Hanno fatto questa colletta e hanno ricostruito in tempi di record, hanno permesso la ricostruzione in tempi di record di questo centro, quindi la tragedia del 67, nel 68 è stata inaugurata, a cavallo proprio verso fine anno, e che noi adesso andiamo a ristrutturare e a ripotenziare rispetto anche alle esigenze della formazione dei giovani. Perché lì noi siamo presenti nel settore della meccanica, impiantistica, noi adesso concentreremo perché l'area è vocata al settore turistico, certo. Ci sono alcuni settori d'eccellenza conosciuti in tutto il mondo, dall'occhialeria alla gelateria, certo. Oltre che chiaramente a tutta l'area meccanica della manutenzione dei mezzi di trasporto, quindi potenziamo l'esistente e portiamo là alcuni corsi proprio nel settore della ristorazione, dell'occhialeria e della gelateria. Bene, allora dicevamo anche di questi numeri, no, così importanti che sono in qualche modo una garanzia. Ci sono delle storie di successo che voi insomma avete anche raccontato, sì. Nel libro, citiamone alcuni perché poi quando si fanno alcuni nomi allora uno dice ma noi li abbiamo inseriti in un libro e anche qualche tempo fa in un calendario dove abbiamo contattato i nostri ex studenti. Molte volte cosa succede? Si perde il contatto, poi si ritrovano gli studenti in posizioni anche, come dire, di successo professionale, personale. Abbiamo cercato un po' di contattare, di mappare questa è il famoso cosa fanno oggi? Sì, creando anche, stiamo lavorando all'associazione degli ex allievi e man mano che lo stiamo facendo ci stiamo accorgendo che veramente dai nostri... Allora, un primo dato, il 30-35% dei nostri allievi escono e diventano a loro volta imprenditori, perché cominciano magari dall'artigiano, imparano il mestiere, si mettono in proprio e danno lavoro ad altri. Così facendo molti poi diventano artigiani, in alcuni casi ingrandiscono le aziende, ci sono nostri ex allievi che danno lavoro a 300-400 dipendenti anche. Addirittura, quindi non parliamo dell'azienda. Nel libro, non so, mi viene in mente Mirko Sguerzoni, che è leader con la sua Intrepid per la costruzione di carta da corsa, quindi è di Isola della Scala nel Veronese, però non so, abbiamo la Paola Budel che è chef stellato, abbiamo Fassiti che tra l'altro è un artigiano dalle mani d'oro oltre che dall'intelligenza spiccata, che prende le Harley Davidson, le chitta, trasforma le rielabora, okay. Ecco, con i kit con un gusto italiano e le esporta negli Stati Uniti. Sono gli americani che affidano l'Harley a un designer, diciamo un artigiano geniale italiano che poi le trasforma in chopper, eccetera, e le rimanda negli Stati Uniti aumentando il valore in maniera anche di 10 volte, decuplicando, infatti, per dire insomma, i volumi. È una nicchia, immagino. Nicchia particolare, è molto conosciuto. Ne abbiamo altri, come per esempio un ragazzo che è uscito dall'esperienza del centro di Padova, che prima è passato in Ferrari, era una squadra corsa, e adesso è a Londra in McLaren ed è responsabile. Diciamo chi è dopo la pubblicità.
Rieccoci qui, siamo ancora con Sandro Dalpiano, direttore della comunicazione di ENAIP Veneto, che ci stava raccontando tra le migliaia ormai di ragazzi e ragazze certo. che sono usciti da questi centri importanti, la maggior parte dei quali tra l'altro trovano lavoro forse ancora prima di finire a questo punto, no? Perché immagino che alcuni vengano tenuti d'occhio. E ci ha raccontato di come è cambiato anche un po' il sistema per quello che riguarda loro e ci stava dicendo insomma un po' di volti noti, nomi noti più che altro tra quelli insomma, che sono stati formati successo, lì. certo. E c'è uno in particolare che ha lavorato in Ferrari che adesso con si trova, Schumacher. certo, si trova all'epoca proprio squadra corse del team in cui quale correva Schumacher all'epoca. Adesso è in McLaren a Londra ed è pari dei contini ed è responsabile di tutta l'area documentale di McLaren. Sono eccellenze, ragazzi, ma mi viene in mente per fare un'esperienza, cioè per parlare anche di un'esperienza femminile, per esempio la Pezzè che ha aperto nella zona di Barcellona una serie di locali, tra cui ce n'è uno, un luogo dove si ritrovano tutti i calciatori del Barça. E per rimanere nell'ambito sportivo del calcio, anche se magari professionalmente, però per esempio Meggiorini è un nostro ex allievo, perché abbiamo anche allievi che poi studiano da noi ma eccelgono in altri settori e per esempio in questo caso un giocatore di Serie A, ma ne abbiamo altri in altri sport, abbiamo il campione del mondo di ciclismo juniores di qualche tempo fa che veniva dal nostro centro di Piazzola, quindi siamo una scuola dove alcune esperienze le supportiamo, altre invece sono proprio legate alla figura professionale, in questo caso esempio di Pari dei Contini, il nostro centro è un genio, un ragazzo veramente geniale che è uscito dal nostro centro di Padova, al settore dell'elettronica. Ma li vedi comunque quelli un po' più, li vedi già. Dirò che però quello che ci dà maggior soddisfazione, oltre ai ragazzi che sono già dotati del loro, che magari unendo questa esperienza molto pratica, oltre che a quella di studio, riescono a affinare e attraverso esperienze poi in azienda a aprire anche loro aziende o diventare veramente insomma, delle persone d'eccellenza nel loro campo. Noi la soddisfazione maggiore ce l'abbiamo quando invece riusciamo, è un po' il cuore da formatore, quando riusciamo invece a dare opportunità magari a coloro che hanno un po' più di difficoltà, beh, certo. ecco, perché anche questo ci connota anche un po'. Forse loro magari hanno anche meno possibilità dal punto di vista di chi, voglio dire, può indirizzarli. Quindi... Poi ce li troviamo appunto qualche volta, mi capita di andare in azienda, me li trovo come imprenditori piuttosto come tecnici, abbiamo alcune aziende anche importanti, adesso non faccio nome, dove sono capi reparto e a loro volta dirigono 50-60 persone, quindi fa molto piacere questo perché è il senso dell'utilità, perché dopo siamo in un mondo in cui se la cosa è utile, funziona, va supportata, se invece parla magari a qualcuno che ha più difficoltà si tende a non farle venire fuori queste esperienze. Invece ci teniamo molto perché per esempio in alcune aziende proprio vediamo che c'è sensibilità e guardano soprattutto, come dire, all'abilità del ragazzo, non tanto alla storia solo. Anche perché se no questa società resta slegata, no? Se comunque si viaggia parallelamente il mondo degli adulti e degli over, perché ormai insomma si lavora per molto più tempo rispetto a prima. E si continua a pensare magari che i giovani siano comunque una specie di cosa a parte, ci rimette il paese alla fine. Fino a qualche tempo fa una delle accuse che venivano fatte, ma delle volte senza fondamento, francamente altre volte con della ragione, è che il mondo della scuola era separato dal mondo dell'impresa. C'è molto da fare ancora, per carità, questo ci mancherebbe, però negli ultimi tempi, grazie anche al lavoro fatto, per esempio, parlando dell'esperienza di ENAIP, delle reti importanti che stiamo tessendo con gli industriali, con le associazioni degli artigiani, piuttosto che dei commercianti, eccetera, ci siamo sempre più avvicinati, per noi viene più facile rispetto ad altre scuole, ma ancora più avvicinati al mondo dell'impresa. Con le imprese stesse, noi siamo da poco iscritti anche a Confindustria, per dire, anche se veniamo da un'esperienza, quella delle ACLI di fatto, per cui nel libro è narrata anche un pezzo di storia dal dopoguerra in poi, perché non nasciamo lì, però adesso siamo proiettati verso il futuro. È il messaggio, non è solo come dire, una cosa dichiarata, ma concretizzata, resa concreta proprio con l'esperienza che portiamo ogni giorno nei nostri centri. Un altro punto forte, no, sono le vostre scuole che formano ragazzi e ragazze che poi lavoreranno in ristoranti piuttosto che nelle
le cucine, certo. eccetera. È una cosa che poi negli ultimi anni è anche andata di moda, no? Perché c'è un po' questa idea, abbiamo avuto ospite anche il gastronauta Davide Paolini che diceva una volta tutti volevano fare le veline, adesso tutti vogliono fare lo chef, lo chef, che in realtà insomma, è una professione forse anche un po' più complicata che la velina. Noi lo diciamo sempre perché fare lo chef significa lavorare quando gli altri si divertono, quindi significa anche rinunciare alla rete di amicizie che invece magari devi lavorare per loro, per cui nei ristoranti, allora è una moda e devo dire che ha aiutato anche il settore, però non esiste solo lo chef. Per esempio un'altra area che però è il biglietto da visita di qualsiasi ristorante, sui quali anche noi siamo impegnati, ma anche con gli esperti concordano con la nostra visione, è che bisogna anche puntare molto a qualificare il lavoro di sala, cioè la figura del cameriere, del maître, che poi uno può in cucina lavorare splendidamente, creare il piatto migliore, ma se viene servito malamente, l'impressione del cliente è un po' il discorso che ci faceva è Paolini, faceva anche un discorso culturale sui prodotti, nel senso che lui diceva la conoscenza dei prodotti, i prodotti del territorio. Noi siamo impegnatissimi in questo, perché primo a trasferire questa ricchezza, questo patrimonio enorme che l'ENAIP valorizza con i produttori locali. Il Veneto è la prima regione per quanto riguarda DOC a livello italiano, assieme mi pare alla Sicilia, forse alla Puglia. E non dimentichiamoci che l'Italia è il primo paese in Europa per numero di DOC certificate. E questo impegno è fatto di tradizione ma anche di innovazione, ma se non si conosce il territorio non si crea un piatto, non lo si presenta e non a caso i nostri giovani li facciamo partecipare a visite aziendali, andiamo dove viene realizzato, non so, il formaggio piuttosto che il vino, piuttosto che dove viene coltivato l'asparago, eccetera, e li facciamo partecipare ad eventi che sono di tipo promozionale e celebrativo assieme alle associazioni di categoria dei produttori. Poi la parte quella che riguarda il restauro, perché magari è più recente rispetto ad altre... assolutamente, allora il restauro è una storia in ENAIP che parte dal 92-93, tra l'altro valorizzando un'esperienza importante. Noi lì lavoriamo sul segmento post diploma, post laurea, sono percorsi triennali dove formiamo le figure dell'operatore restauro. A Piazzola sul Brenta abbiamo dedicato un centro specifico che porta il nome di un illustre del territorio, cioè Andrea Mantegna. Selezioniamo non più di 20 giovani l'anno che tra l'altro accedono a un percorso gratuito per 3 anni ed è un impegno importante fatto di conoscenza di chimica, di fisica, molta manualità, vari materiali, quindi conoscenza non solo delle tecniche antiche ma anche di quelle moderne di conservazione e anche lì c'è un'esperienza importantissima sia di stage che di cantiere scuola. Anche all'estero, ma ENAIP, e qui mi permette di dire una cosa importantissima, noi siamo impegnati nello sviluppo delle relazioni con altri enti di formazione europei. Siamo entrati, siamo soci fondatori tra l'altro delle 2 più importanti reti a livello europeo che raggruppano aziende ma anche enti di formazione ed aziende. E per far cosa? Per lavorare su progetti internazionali dove l'elemento importante è far fare esperienze all'estero da cogliere ragazzi nei nostri centri. Queste 2 realtà sono dove? Hanno tutte e 2 sede a Bruxelles, ma ultimamente siamo entrati in una rete che si chiama ALDA, dove venerdì ci hanno consegnato il diploma di paternariato in Polonia. Bene, allora siamo in chiusura, diciamo anche che come chicca che avete avuto anche questa collaborazione con la Mille Miglia, in che senso, in 30 secondi? Che siamo tra gli organizzatori e abbiamo dato il supporto per la realizzazione alla tappa qui di Padova della cena di gala in Prato della Valle, 700 persone. Quindi con 80 dei vostri ragazzi che saranno stati sicuramente felici. Contentissimi. Perché... e non dimentichiamoci poi i meccanici nei paddock, quindi l'area della ristorazione per la cena e i nostri meccanici delle officine meccaniche auto all'interno dei paddock per il supporto meccanico dei team. Giusto insomma per tenere questo filo tradizione e poi novità, no? E innovazione, esatto. Allora, grazie a Sandro Dal Piano. Grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito. 7 in punto non termina qui perché poi ovviamente c'è la seconda parte di trasmissione e quindi vi invito a rimanere con voi. A più tardi.